Slow Tour nel cuore dell'Italia. Tra Perugia, Spoleto e Orvieto sono a Montefalco. È un posto per campà, sta coccolato da anni e anni sopra una collina di vigne e di lia verde colorato, dove l'aria è trasparente e genuina e lo tempo pare che si sia fermato come drento a una vecchia cartolina. Il sonetto in lingua umbra di Luigi Gambacurta celebra Montefalco, un paese detto il balcone dell'Umbria per il panorama delle sue colline, che però celano un mistero antico. Siamo nella chiesa di Santa Chiara, Montefalco, e abbiamo chiesto la dispensa per entrare dentro nel convento delle suore, perché c'è una cosa importantissima, un pezzo unico di carattere storico-culturale. 1303 Chiara costruisce questa chiesa. Il 24 giugno mette la prima pietra benedetta. Gli affreschi sono di scuola Giotto e Senese 1333, cioè dopo la morte di Chiara. Sì, ma io non sono qui per gli affreschi. Questo è di Giotto, si vede da varie cose che è Giotto, sia perché il chiodo Giotto non lo mette nella palma, ma lo mette, qui. Il telo che porta così trasparente, tutto piechettato, vediamo le strisce d'oro, e Giotto faceva tutto piechettato, e lo spruzzo di sangue che esce, come dice San Giovanni, Giotto è molto attento, poi anche gli occhi ti dà proprio questo abbandono in Dio, no? Come dice, tutto è compiuto, Gesù dice, ecco. È interessante, prezioso, ma io non sono qui per Giotto. Qui è l'apparizione che Chiara ha avuto da Gesù nel suo giardino. Le consegna il bastone, gli dice di piantarlo, questo germoglia, diventa un albero, poi cade il fiore, fa delle bacche, che noi ci facciamo le corone per recitare il rosario. Alberi, piante, fuochino, ci stiamo avvicinando. Ma io so che nel vostro orto avete anche un'altra pianta molto importante. Sagrantino, porta. Questo non è sagrantino, questo è sagrantissimo. Questa è la madre di tutte le viti. Qui questo vitigno si è conservato proprio perché è chiuso nel convento. Gli altri tutti morti per malattia. Questo è rimasto. Storico, il Sagrantino è riconosciuto come vino prelibato, coltivato fin dal Medioevo, ma nell'Ottocento ha rischiato di scomparire per malattie e incuria. E la sua coltura è ripartita da qui, da questa vite. I conventi hanno conservato non solo i sacri testi, ma anche i sacrosanti vitigni. E da qui è ripartita tutta la cultura di questo vino speciale. Ma la storia continua e si aggiorna. Io sono nella tenuta di Castelbuono vicino a Perugia e là c'è una bellissima costruzione perché l'arte si sposa con il vino buono dell'Umbria. Anche qui a Vocabolo Castellaccio si produce il vino divino che attira i suoi bravi pellegrini. Com'era il vino? Buono. Soprattutto la location. Brianza. Eno Brianza, quindi siete venuti qui ad assaggiare per capire bene. Siete turisti slow tour per vino. Siamo andati anche a Assisi a fare un giro, per esempio. Va bene, ho capito. È un pellegrinaggio di vino. E naturalmente al vino divino è stato eretto un tempio. Wow! Il Carapace, così è stata chiamata questa cattedrale della degustazione, ideata da Arnaldo Pomodoro, è davvero sorprendente. Ma è una cosa meravigliosa. Un mandala, è fantastico, però è fatto da un artista. Arte e architettura abbinate alla cultura del bere. E per essere divino, il vino è naturalmente il Sagrantino. Altro gioco di parole, Sagrantino, sacro vino. Quindi ha un'origine sacra,
Sì, ha una storia molto strana. Si pensa che sia stato importato dai seguaci di San Francesco dal Medio Oriente. Inizialmente veniva utilizzato quindi per riti religiosi Ma dai dai, monaci. è giusto? E da qua appunto il nome Sagrantino, che proviene da sacro vino. E appunto il Sagrantino è stato riscoperto recentemente e consacrato adesso in quest'opera architettonica, dalla forma che si ispira a un animale simbolico e molto slow. Una grande tartaruga che è il simbolo di longevità e lentezza, e quindi si avvicina molto alle caratteristiche del vino Sagrantino, che è un vino molto appunto longevo. No, spiegami bene, no, perché abbiamo giocato con dei visitatori sull'idea del vino come il vino proprio la bevanda degli dei, no? Però, visto che gli dei vivevano a lungo, probabilmente davvero a questo punto il vino ha delle capacità e delle proprietà di longevità. Assolutamente sì, perché è ricco di polifenoli, che sono degli antiossidanti, e tra l'altro il Sagrantino è il vino più tanninico al mondo, per cui è il più ricco di questi antiossidanti, e quindi fa molto bene per appunto mantenere giovane il fisico, ma non solo. Tu hai circa 50 anni, vero? Assolutamente sì, ma me li porto molto bene. A proposito di anni, io qui a Montefalco sto andando in una cantina storica che ha ben di più di 50 anni. Liu, cos'è questa vigna? Questo è Sagrantino, Questo è il famoso un grappolo Sagrantino. abbastanza tipico del Sagrantino. E lei è Liu, che non è assolutamente tipica come... come denominazione. Sì, come agricoltore tradizionale antico, ma io sono qui un turista etilista. No, non è vero, non me ne intendo di vino, ma mi hanno detto che sono capitato nella patria di uno dei vini più pregiati e più importanti che ci siano. Sì, diciamo che è un vino con delle caratteristiche veramente particolari. È formato da 100% uva Sagrantino. Che sarebbe questa qua? Esatto, sì. Posso prenderne un po'? Sì, certo. Non sono un gran vendemmiatore, perché guarda, ti dico quel poco che so. Allora, il Sagrantino è tardivo, Esatto. quindi matura tardi, Esatto. matura in teoria in ottobre. E per il Sagrantino, che ha bisogno di un clima autunnale mite, questa valle è geograficamente perfetta. Noi siamo a metà qui tra l'Adriatico e il Tirreno. Esatto. Però abbiamo dei monti a est e dei monti a ovest, qui in mezzo il Sagrantino sta tranquillo, non piove troppo, non viene freddo e quindi può avere il tempo di maturare. Il Sagrantino ha fatto di virtù i suoi difetti. Io ho sentito dire che è un po' duro. È duro, sembra una corteccia quasi di cuoio. È vero? Sì, infatti è uno dei vitigni più tannici che esistono al mondo. La buccia ha anche tanti pigmenti che sarebbero gli antociani, quindi anche tanto colore. Ma quanto ne sai? Hai studiato? Ho studiato. Hai fatto l'enologa proprio? Sì, ho studiato in Francia. Senti, ma io avrei vendemmiato qui Anzi, ne manca proprio uno che, insomma, me lo fai assaggiare? Sì, volentieri, certo. Mi inviti a casa? Sì, in cantina. Va bene, sì, certo. in cantina sì, a casa no. Vabbè, ho capito. Andiamo. Liu, e questa è la cantina? Sì. Ma più che una cantina sembra un condominio di 3 piani. Sono 3 piani esterni e uno sottoterra. E quindi l'uva l'ha caricata in alto e viene giù? Sì, inizia all'ultimo piano il processo e finisce al piano sotterraneo. È una cattedrale. Le iniziali del principe che l'ha costruita, Ugo Boncompagni. Ma questo principe Boncompagni ha fatto tutta questa roba qui? Ha fatto tutto lui. E cos'era, i primi del Novecento? Sì, era 1884. Il principe Boncompagni, infatti, ha realizzato qui, per quei tempi, un modello di cantina sperimentale e moderna. L'uva scende dal 3° piano e subisce man mano i vari livelli di lavorazione e maturazione. Per gravità, perché stiamo al 2° piano, Sì. lo mandiamo attraverso dei tubi molto lunghi che passano in dei fori nel pavimento, lo mandiamo al piano di sotto. Montefalco Sagrantino, Tomò, nome e cognome. Ma per farla breve, da quando tu vendemmi a quando io bevo il vino, quanto tempo deve passare per il Sagrantino? Adesso attualmente la nostra cantina propone il Sagrantino 2006-2007. Quindi 5-6 anni? Sì. Ma questo perché? Perché il Sagrantino, come dire,
quando è giovane e adolescente è proprio aggressivo e ruvido. Sembra un po' tipo un puledro, nel senso un po'... E poi invece con il tempo si amalgama bene, si fonde, si ammorbidisce e diventa molto elegante. Un vero cavallo da... Sì. Il cavallo di battaglia di questa magnifica cantina storica. E invece com'è la tua cantina futuribile di Castellaccio di Bevagna? Sotto al Tempio di Pomodoro, dedicato al Sagrantino, c'è una cantina cripta che è un miracolo di modernità, tecnologia, funzionalità e bellezza. E queste sono circa 500 botti che costituiscono appunto il luogo dell'invecchiamento del Sagrantino. L'artista poi ha aggiunto queste specie di corone, ma possono essere anche fiamme, quasi le fiamme sul capo degli apostoli di Gesù, una illuminazione, o forse semplicemente appunto un segno, un segnale, un simbolo su ogni botte, ed è veramente stupendo. Questo interno della scala è fatto a ziggurat, insomma è una scala ascendente che sembra abbia i principi di Fibonacci, no? E poi la scultura che scende dal cielo è di cartone dipinto con la luce dentro, ed è un mondo rovesciato. Forse quello che si prova dopo aver bevuto questo magnifico vino. In tutto questo, mica per dire, io sono quasi astemio, ma com'è sto Sagrantino? Ecco. Come devo fare a berlo? Innanzitutto Devo bisogna... tenerlo così? No. Ma sì, oppure anche da qui così si vede bene il colore. Il colore che- è bellissimo. Rosso rubino. Sì, la base è frutti rossi, sono molto presenti odori di spezie, soprattutto il pepe nero, Forte. lavanda, fiori secchi, balsamico, ha tante caratteristiche. Vabbè, no, l'ha detto lei, io non saprei dirlo, però è tutto vero. Eh sì, assaggiare il Sagrantino dà una sensazione speciale. Sei d'accordo? È un vero e proprio rito. Ricordiamo che appunto non a caso la stessa messa consuma il vino rosso, il sangue, ma anche la vita, no? È importantissimo. La vite dà vita. I nomi non sono a caso e non sono mai a caso. E anche i cibi da abbinare alla degustazione non sono a caso, come l'olio a chilometro zero di Bettona. Olio buonissimo. Il pane ai cereali granarium di Castellupo. Pane meraviglioso. Il salamino di cinghiale di Foligno. Buonissimo. Il formaggio col forcella di Cascia. Che territorio incredibile. Che territorio incredibile. E adesso, finalmente, mi tocca l'elisir di lunga vita, il sacro Sagrantino. E questo? Questo è il Montefalco Sagrantino, un 2007, 100% in purezza, uva Sagrantino. Oh, questo è Sagrantino puro, Vuole dire pura, purissima, lunga vita, lunga vita, lunga vita. Solo a Narnia, è un'antichissima città dell'Umbria, fondata dagli Umbri appunto, conquistata dai Romani, e il ponte ne è testimonianza, ma naturalmente soprattutto nel Cinquecento devastata dalle Anzichenecchi, che non contenti di quello che avevano saccheggiato a Roma, passarono di qui e decisero di saccheggiare anche Narni. Purtroppo quelli di Terni diedero le scale ai Lanzichenecchi per assaltare la città e quindi la città fu conquistata e ancora adesso se la sono legata al dito, appunto, con quelli di Terni. Che bello, bellissimo!
Cioè questo è proprio l'Italia, del resto è il centro dell'Italia. Ma Narni ha dato imperatori e condottieri, e condottieri. È storico. Papa Giovanni XIII era di Narni. Ceio Nerva divenne imperatore romano. E anche il Gattamelata, famoso condottiero, era narnese. Quando si viene in questo tipo di Italia, no? A me personalmente viene tutta un'agitazione perché c'è qualche cosa che mi richiama un sentimento, così, c'è qualcosa di familiare. Nello stesso tempo vorrei subito capire la storia, no? Intriga, vero? Intriga. Anche passeggiando, ma conoscendo i luoghi, ma malgrado ciò rimane sempre questo stimolo in una storia, no? evocativo, quindi... E per rievocare a Narni si organizza ogni anno per la festa di San Giovanni la Corsa dell'Anello, una manifestazione in rigoroso stile medievale, rispettando naturalmente ogni dettaglio d'epoca. Quindi proprio vero, assolutamente, proprio, rigorosamente. Quelle cose proprio vere, quelle cose proprio vere. A proposito di girare un film, Giuseppe, vai tranquillo, fai pure la panoramica, non c'è problema, allarga, puoi usare il grandangolo. Siamo in Umbria e l'Umbria è la regione che puoi riprendere con il grandangolo, perché è tutto bello, è bella la campagna, sono belle le colline e puoi allargare fino a prendere la città, una città perfettamente integrata nel suo paesaggio. Todi. Oh, guarda. Allora, stiamo parlando di una cittadina che è collocata nella campagna italiana che più italiana non si può. C'è anche un parco, qui scorre un fiume importante, ci sono tante chiesette attorno nel contado, ci sono le case che hanno il loro orticello e poi c'è un centro storico ricchissimo, bellissimo. quanti abitanti fa Todi? Beh, come centro storico siamo intorno ai 2500-3000 persone. È proprio, capito, una comunità non troppo piccola, non troppo grande, ha una storia veramente strepitosa e dei monumenti meravigliosi. È stata definita per questo la città più vivibile del mondo. Storico, anzi scientifico. Nel 1990 l'Università Americana del Kentucky ha fatto uno studio in base al quale Todi è risultata in assoluto la città ideale per la perfetta armonia fra agricoltura, arte, cultura e alimentazione, e il New York Times ha diffuso la notizia per cui Todi è diventata famosa nel mondo. Peraltro era già famosa per aver dato i natali a Jacopone, da Todi appunto. Eccolo qua, Jacopone, spataccato in questo, come dire, bassorilievo, in questo monumento che gli hanno fatto nel 700 anni della nascita, 1930, lui è nato invece 1230. Esatto, sì. Nasce ricco. Sì. Addirittura va a Bologna a studiare all'università, legge, eccetera, Sì, eccetera. diritto. E poi c'è l'episodio della morte della moglie che praticamente lo sconvolge. Esatto, sì, c'è un evento tragico che cambia completamente, diciamo, il suo stile di vita, perché la nobildonna Vanna, sua moglie, muore in circostanze tragiche, crolla il pavimento. Questa la particolarità che sconvolge, diciamo, l'animo di Jacopone è che sotto i suoi vestiti aveva un cilicio, uno strumento sostanzialmente di penitenza che indossava a sua insaputa. Questo però mi fa pensare che Jacopone fosse una scelta già da prima, perché se deve scoprire che sua moglie c'ha il cilicio quando lei muore e la soccorre, è strano. Però è interessante anche questo, insomma, a quel punto lui diventa veramente un penitente, un mistico. Sì, lui cerca di espiare le colpe umane attraverso la penitenza. Quindi lui era proprio un originale, non a caso lo chiamavano il pazzo... Il folle di Cristo, sì, Il perché folle aveva di questi atteggiamenti così un po' stravaganti agli occhi della gente. Ed è stato proprio ai tempi di Jacopone che Todi ha avuto un momento di grande sviluppo. Sono nati i rioni e hanno costruito le magnifiche mura medievali. Il muro che stai riprendendo è quello del convento dei francescani, no? Esatto. Dove è stato incarcerato anche Jacopone da Todi dopo la scomunica Esatto. di Bonifacio VIII. E invece abbiamo fatto questo percorso bellissimo, cos'è? Sì, il Parco della Rocca. Oh, una cosa importante, il centro di Todi è perfettamente conservato, intatto, ma non è, come dire, leccato, lezioso, super restaurato, è vero. È vissuto. È vissuto, naturale, è una cosa rara, veramente magnifica. Oh, da una fontana si può raccontare la storia di una città. Dunque, innanzitutto, da dove viene l'acqua?
L'acqua viene da un cunicolo che parte praticamente dal colle dove c'è la chiesa di San Fortunato. Ma chi l'ha costruito il cunicolo? Gli Umbri, gli Umbri e poi i Romani. E quindi praticamente i cunicoli antichi degli Umbri. E poi c'è il simbolo dell'Aquila, il simbolo della città di Todi. Perché? Perché si dice, questa è la tradizione, originariamente la città di Todi doveva essere costruita lungo le sponde del Tevere. E mentre coloro che la stavano fondando erano in pausa pranzo, arriva un'aquila, prende la tovaglia e la porta in cima al colle. E lì la identificarono come il luogo dove doveva essere costruita la città. Ma siamo sicuri che sia andata così? Pare che ci sia un'altra versione della leggenda di fondazione della città di Todi, che dice appunto che c'erano due amanti lungo il fiume. L'aquila, che c'entra sempre, arriva, prende i vestiti però della giovane amante e vola in cima al colle e lì molla i vestiti. Lei corre naturalmente ignuda per recuperare i vestiti, insomma poi i due amanti si congiungono carnalmente in cima al colle e lì viene fondata la città. A testimonianza di questa versione, che naturalmente è una versione che circola clandestinamente, qui di fianco alla chiesa di San Silvestro, Luca l'associa a una cosa particolarissima, cioè una formella, un bassorilievo, che rappresenta cosa? Forse Adamo ed Eva che si guardano e si baciano. Ecco, e quindi tutto torna. Comunque, già che ci siamo, entriamo nella chiesa di San Silvestro, che racchiude cose interessantissime. C'è il ritratto del nostro Tuderte più celebre. Eccolo là, Jacopone, quella figura che prega, bianca, pallida. Ma prima che beato francescano, fu grande poeta. Ha composto le sue famose laudi religiose, il pianto della Madonna, lo Stabat Mater. Forse prima di Dante Sì, sicuramente. ha scritto in volgare le sue laudi. Esatto, e ha contribuito a diffondere la lingua volgare a Todi e soprattutto anche in Italia. Era uno dei fraticelli spirituali che non erano d'accordo con i conventuali, più rilassati e meno penitenti. Lui non ha le maniche perché è ancora più francescano dei francescani, Sì. è ancora più penitente. Jacopone più... è stato poi il portabandiera dello spiritualismo francescano. E lo spiritualismo francescano andò in conflitto con uno dei papi più famosi della storia della Chiesa, Bonifacio VIII. E non ha neanche l'aureola, altra cosa interessante. Allora, o in qualche modo è la vendetta di Bonifacio VIII. Oppure è proprio un atto di rivolta per mettersi, diciamo, contro la Chiesa ufficiale. A San Silvestro viene rappresentato lo Jacopone penitente senza l'aureola. Ma la vendetta di Bonifacio VIII non finisce qui. Andiamo a San Fortunato, che tra l'altro è un gran bell'esempio di gotico. Senti Stefano, ma qui è sepolto Jacopone? Sì, si trova proprio la cripta sotto l'altare maggiore. Tra l'altro è qui che hanno cambiato le date della sua morte. Esatto. L'hanno anticipata nella lapide a 10 anni prima, cioè prima della scomunica di Bonifacio VIII. Come dire, è come se fosse morto in quel momento, poi è sopravvissuto ma non meritava. Esatto. Povero Jacopone, di tutti i colori le hanno fatte, perché era mistico. (1296), ma invece Jacopone è morto nel 1306, 10 anni dopo, e questa è la sua tomba. Allora, gruppo speleologico UTEC Narni. Narni. Roberto è il fondatore di UTEC, un gruppo di volontari appassionati speleologi che ha scoperto misteriosi cunicoli sotto la città di Narni. Lo scrittore romano Livio racconta che nel 300 d.C. i romani riuscirono a espugnare Narni, infiltrandosi dentro i cunicoli che si intrecciavano sotto la città. Quindi praticamente i cunicoli c'erano nell'epoca addirittura umbra. Certo. Quindi prima dei Romani. Prima dei Romani Narni si chiamava Nequinum, la città che si trova nel mezzo, nel centro. In realtà la sua era una posizione militare strategica, il punto di accesso verso il nord Italia. Questa Narni è il centro d'Italia, è vero? Accidenti se è vero. Quindi allora siamo nell'ombelico d'Italia. Ho paura proprio di sì. E questo ombelico d'Italia ha un sotterraneo misterioso. È certo, è il cuore del cuore, quindi il ventricolo destro del cuore d'Italia. Andiamo a vedere.
questo paesaggio meraviglioso, quelle montagne, questa valle, questo fiume, insomma lo rendono un posto molto sacro, molto importante dal punto di vista naturale. E quindi forse anche questi sotterranei hanno una storia che si perde nel tempo. Ma a proposito di tempo, quando furono scoperti i sotterranei di Narni? Una mattina del 79 scendemmo da questo muro qua, proprio dalla ringhiera dove ti trovi tu adesso, con una corda, e qua sotto incontrammo un vecchietto che faceva l'orto, e ci fu un incontro un po' ravvicinato, nel senso si arrabbiò perché avevamo calpestato l'insalata, poi alla fine disse ma va bene, vi perdono, ma chi siete? Allora io gli dissi siamo speleologi, però lui non capiva questa parola nuova, e allora io mi sforzai a dire siamo quelli che vanno sottoterra. Io mi ricordo la faccia che fece e disse ma bisogna starci tanto da morti sottoterra che ci andate a fare da vivi. E allora gli spiegai qual era la nostra sensazione e lui mi disse ma visto che avete questa passione così strana, seguitemi. E ho trovato un buco e grazie a questo nonnetto che si chiamava Ernani trovammo questi sotterranei nel 79. Che bella storia! E per entrare dentro la storia di Narni, proprio come nei film, bisogna attraversare una porta. Questa non c'era, questa apertura, che comunque era l'apertura della chiesa, no? Esatto, una delle porte. Ma era completamente coperta? Sì, c'erano le macerie del convento, era crollato, era arrivato tutto fin qua. Il vecchietto ci fece vedere questo buco qua e noi abbiamo detto cavolo, dice c'è un tesoro, dico davvero, e noi ci abbiamo creduto, siamo entrati dentro ed ecco il tesoro. Il tesoro c'era veramente. È come un film, eh? Cioè, non hanno inventato niente i film, perché la verità è questa. Questa è la parte più bella perché noi entrammo e scoprimmo questa chiesa qua. Ma non ci credo, bellissimo. Tutti gli affreschi che vedi erano coperti di calcare perché quel nonnetto di cui ti parlavo prima, tutte le mattine annaffiava i fiori qua sopra. E quindi voi siete entrati e avete visto questo spazio. Esatto, e poi c'erano gli occhi di quell'angelo là in fondo che ci guardavano. Quell'angelo laggiù. Ci guardava come avesse detto ragazzi finalmente siete arrivati, non ne possiamo più, tutta questa umidità. Di questo vecchietto che ci butta giù tutta l'acqua. È vero che guarda fisso, se uno stava qui poi addirittura lo guardava proprio bene bene. Ha il globo in mano, la terra, l'universo, e con la lancia trafigge naturalmente il drago di cui si vede solo la coda. Roberto e il gruppo speleologico di Narni hanno liberato dai detriti molti altri cunicoli fino a scoprire Inquisizione. Si deve torturare l'accusato che vacilla nelle risposte, affermando ora una cosa, ora sarà torturato colui che abbia contro anche un solo testimone, contro il quale si è riusciti ad accumulare uno o più indizi gravi, deve essere torturato o violenti, verrà torturato, anche se non si dispone di alcun testimone a carico. Ecco alcune delle regole del Santo Uffizio. L'Inquisizione. I sospettati di eresia, stregoneria, chi metteva in dubbio il potere della Chiesa finiva davanti all'inquisitore. I pochi che scampavano al supplizio della tortura venivano imprigionati. Questa cella, con misteriosi graffiti su tutte le pareti, di sicuro racconta una storia. È terribile però pensare di stare qui da soli. Buongiorno. 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 Accidenti, sembra che la storia di Narni sotterranea interessi moltissimo ai turisti. Buongiorno. Vedete, ve lo spiego io. La persona incarcerata qui c'è il nome. Andrea Lombardini. L'epoca dovrebbe essere scritto qua, 1759. Andrea Giuseppe Lombardini era il comandante delle guardie dell'Inquisizione di Spoleto. Ma le torture e i metodi usati dal Santo Uffizio lo turbarono. Per reazione si avvicinò al rito massonico. Nel 1759 viene condannato come eretico e nemico della Chiesa.
queste pareti sono state incise da lui. Comunque il personaggio, scrivendo e facendo tutti questi graffiti, nasconde in realtà sotto delle iconografie, diciamo più o meno cristiane, tutta una simbologia massonica. Abbiamo l'albero della vita, dove dei numeri strani, una sequenza numerica palindroma, 7, 24, 42, 70. Sicuramente la luna e il sole, ma questi anche, i triangoli rossi. Il colore rosso è una mistura di pietrisco e urina, con la quale Andrea Lombardini incide e disegna simbolicamente una sorta di accusa al Santo Uffizio. Accusa alle atrocità di un potere che non permetteva di essere messo in discussione. Nel 1700? 1759. Ancora c'era l'Inquisizione? Abbiamo trovato i documenti dell'Inquisizione fino al 1854. Quindi l'Unità d'Italia è il termine ultimo per il Santo Uffizio qui in Umbria, che era Stato Pontificio, quindi finisce lo Stato Pontificio, finisce il Santo Uffizio. Andrea Lombardini verrà poi graziato dal Papa, ma costretto all'esilio perpetuo. E di lui si perde ogni traccia. Anche questo, nonostante tutto, è un pezzo di storia del nostro paese e slow tour vuole dire scavare un poco sotto la superficie della storiografia ufficiale. Dimmi come si dice ragazzo a Perugia, ad Ascoli e a Todi. Allora, a Perugia si dice il frego, ad Ascoli il pottu e a Todi il potto. Ma come mai Todi e Ascoli, che sono lontani, si dice nello stesso modo, mentre invece Perugia, che è qua vicino, si dice in un altro modo? Perché il Tevere ha diviso la regione, ma anche due grandi popolazioni, gli Umbri e gli Etruschi. Gli Umbri ad est, verso l'Adriatico, e gli Etruschi a ovest del Tevere, verso il Tirreno. Che poi gli Etruschi sono diventati anche un po' romani, da cui si vede il ricciolino tipicamente romano qua di Stefano. Lui è tipicamente umbro, guarda, anche da un punto di vista, potrebbe essere, non so, un San Francesco precisissimo. Ma in mezzo naturalmente c'è il Tevere che divide tutti con le sue acque blu. E in effetti Todi deriva da tudere, confine, quindi nasce umbra, diventa romana, poi bizantina e successivamente libero comune, per poi passare sotto il dominio della Chiesa. Todi, Piazza del Popolo, che è credo una delle piazze più belle del mondo, perché è uno spettacolo assoluto. E comunque il popolo era conteso da due poteri e qua si vede benissimo. Assolutamente benissimo. Vediamo i cosiddetti palazzi pubblici, il Palazzo del Podestà e del Capitano. E c'è una particolarità perché il Palazzo del Podestà, diciamo, è considerato uno dei palazzi pubblici più antichi d'Italia. Cioè anni? Parliamo del 1206. E questo è il potere, diciamo così, politico-civile. Esatto. E alle mie spalle, guarda cosa c'è. Abbiamo il potere religioso, la cattedrale, un bellissimo esempio di chiesa romanica che dominava un po' la piazza, che era il cuore nevralgico pulsante del centro di Todi. L'ultima immagine che ci portiamo via è Todi fiorita, cioè Piazza del Popolo piena di fiori, piena di piante. Non è un caso, tutto torna proprio a livello storico ed economico. Cos'è successo al territorio circostante negli ultimi 20 anni? Purtroppo dopo un po' l'espansione industriale, il benessere e tutto quello che era collegato all'industrializzazione degli anni 60, c'è stato un depauperamento delle nostre campagne e le persone hanno preferito andare un po' più in luoghi sicuri, nelle città. Quindi le campagne decadono, ma arriva un professore dal Kentucky e ai fine degli anni 80 dice ma Todi è la città più vivibile del mondo, la città più bella del mondo. E allora cosa fa? Diventa di nuovo di moda il territorio. Esatto, dietro a questa affermazione inizia quasi una corsa al recupero di questi casali lasciati un po' da soli. Quindi boom di un altro tipo di agricoltura che è quella dei giardini. Esatto, e abbiamo iniziato a imparare quest'arte. L'arte di coltivare i giardini, riscoprire i colori naturali e, in poche parole, di curare ancora di più il territorio, cioè il punto forte dell'Umbria.